Venerdì 19 aprile, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi parleremo di mafia e corruzione in Sicilia, dei divieti sempre più striscianti per i fumatori e del successo siciliano al Vinitaly, il brand della nostra regione. Ma prima di tutto la notizia di questa notte, di queste prime ore del mattino: Israele ha lanciato un attacco all'Iran colpendo una base militare nella provincia di Esfahan, che è nella zona centrale del paese. È la stessa base da dove era partito l'attacco con missili e droni verso Israele lanciati domenica scorsa. Altre esplosioni sono state avvertite anche nel sud della Siria, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene di allarme. Ora, a quanto risulta, non ci sono state vittime. L'Iran ha detto di aver abbattuto dei droni, ma l'operazione sembra conclusa ormai da alcune ore. Il nostro ministro degli esteri Tajani poco fa ha detto a Sky: da Israele arrivano notizie rassicuranti. Ricordiamo che questa risposta di Tel Aviv all'Iran, dopo l'attacco dell'altro giorno, è arrivata il giorno del compleanno del leader israeliano Khamenei. Ma io passerei la parola subito a Angelo Gagliano per gli ultimi aggiornamenti sui siti online. Sì, siamo sul sito del Corriere della Sera. Droni di Israele sull'Iran, possiamo colpire, è un segnale, questo è quello che arriva. Teheran, nessun danno, la base, poi i missili, perché Isfahan è un obiettivo, perché da lì erano partiti praticamente, esatto. Era partito l'attacco. E poi gli Stati Uniti preavvertiti, ma non abbiamo dato l'ok, e secondo gli analisti questa risposta allenta l'escalation. Questo è quello che pensano gli esperti militari. Dal Corriere della Sera siamo adesso alla prima pagina anche di Repubblica Online. Vedete, Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran, impianti nucleari al sicuro, colpita una base militare a Isfahan, gli USA avvertiti ma non coinvolti nell'operazione. Queste sono le notizie che vengono rilanciate dai siti online. E adesso anche sulla Stampa: la guerra in Medio Oriente, Israele attacca l'Iran, ha colpito una base militare, al sicuro gli impianti nucleari, Teheran nessun danno. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Perfetto, nel corso del programma vi aggiorneremo ancora con notizie in tempo reale. Adesso veniamo alle notizie dalle nostre parti. Purtroppo c'è stata ancora una tragedia sul lavoro nel Catanese. Un uomo di 31 anni, si chiamava Antonio Pistone di Aci Castello, è morto, ed è morto in maniera atroce, incastrato fra la cabina e la porta di un ascensore, pensate voi, in una palazzina di via Marchese di Casalotto ad Aci Sant'Antonio. Stanno già indagando i carabinieri. Una donna in stato di shock è stata lei ad avvertire le forze di polizia una volta che si era reso conto di questo drammatico incidente. Allora, poi l'inchiesta Pandora che ha travolto il comune di Tremestieri Ateneo. Ne parleremo tra poco, sarà il nostro ospite l'avvocato Guarnera dalle 8:30 in poi. Intanto i nostri servizi, gli arrestati si chiudono a riccio. Il sindaco Ranno di Tremestieri si è dimesso. Questa mattina a Catania ci sarà il primo interrogatorio di Luca Sammartino, ex vicepresidente della regione. Vediamo il servizio. Il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando, si è dimesso dall'incarico per potermi difendere, ha spiegato, con maggiore serenità. Ieri era stato sospeso dal prefetto. In carcere nell'ambito dell'inchiesta Pandora della Procura di Catania, Rando ha rigettato l'accusa di voto di scambio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece Pietro Alfio Cosentino, ritenuto il referente del clan Santa Paola Ercolano, anche lui in carcere. Cosentino ha reso spontanee dichiarazioni dicendo di non avere mai preso soldi e ha ricordato di aver ottenuto soltanto 49 preferenze. Sono 6 le persone arrestate nell'inchiesta su presunti casi di infiltrazioni mafiose al comune di Tremestieri Etneo. 30 gli indagati tra funzionari e imprenditori, tra loro anche Luca Sammartino, che si è dimesso da vicepresidente e assessore all'agricoltura dopo essere stato sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche. Sammartino, che deve rispondere di 2 casi di corruzione, sarà interrogato domani dal GIP. Il primo è avere bloccato il piano farmacie di Tremestieri per favorire il consigliere comunale Ronzisvalle. Il secondo riguarda
riguarda 2 carabinieri che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da Cimici la sede della sua segreteria. Ai magistrati il militare incaricato Antonio Battiato ha ammesso di avere compiuto una leggerezza per fare un favore ad un amico, si tratta del collega in pensione Antonio Cunzolo, ma di non avere preso soldi. Entrambi sono indagati. La ricerca avrà esito negativo, ma la microspia c'era. San Martino, detto Mister Preferenze, il secondo più votato in Sicilia, è già imputato a Catania in 2 processi per reati in materia elettorale. Adesso ci trasferiamo a Tremestieri Etneo, che è un po' l'epicentro di questo scandalo. Il sindaco Rando, come sapete, si è dimesso. L'assessore ai lavori pubblici, incalzato dalla nostra cronista ieri mattina, non ha voluto fare nessuna dichiarazione. Nell'inchiesta, come dire, il punto centrale è l'accordo tra maggioranza e opposizione per garantire il monopolio all'unica farmacia del centro del paese. Vediamo però i particolari. Questo è il municipio di Tremestieri Etneo. Tra questi uffici si portava avanti quella che i magistrati dell'inchiesta Pandora hanno chiamato una degenerazione affaristica. In pratica i vertici del comune, il sindaco Rando in testa, arrestato ieri e poi sospeso dal prefetto, ma anche funzionari corrotti e consulenti compiacenti distribuivano favori a imprenditori amici. Parliamo di appalti, autorizzazioni a costruire, cambi di destinazione d'uso, perfino la ristrutturazione della caserma dei carabinieri, poi non andate in porto. Tutta quella materia di edilizia comunale che faceva gola a tanti, ma su cui oggi l'assessore al ramo preferisce non rispondere. Se era percepito qualcosa nell'area? Assolutamente. Lei assessore a che cosa? Mi dispiace praticamente, non ho nulla da rilasciare. Mi può dire a che cosa è assessore almeno? Sì, lavori pubblici e manutenzione. Quindi proprio l'assessorato finito nel ciclone? Per gli appalti dati agli amici imprenditori? Lei lo conosceva il funzionario? Perdoni, non ho nulla da dichiarare, né più né meno di quello che è stato detto nell'ambito dei giornali. Grazie. E quindi che si facevano favori a questi amici imprenditori? Dico, no, non ve ne eravate accorti? Questa è l'unica farmacia di Tremestieri? Centro sì. C'è una, però è più sopra, a piano di Tremestieri. Però a centro c'è solo questa. Questa è la farmacia di Ronzisvalle? Io sono una collega, non c'entra niente, per favore uscita. Una buona giornata. Non c'è molta voglia di parlare in questa farmacia, che è la farmacia di Mario Ronzisvalle, il consigliere che era prima all'opposizione e poi diventato alleato del sindaco Rando, in cambio, secondo le accuse dei magistrati, di un favore, quello di rimanere l'unica farmacia al centro di Tremestieri. Nessuno doveva restare fuori dal sistema Tremestieri e così il piano farmacie viene bloccato, un sistema di favori che tutti in paese conoscevano, ma che nessuno fino a ieri aveva scoperchiato. Quindi voto politico, scambio di voti politico-mafioso e corruzione. Di questo torneremo a parlare, come vi dicevo, alle 8:30 con l'avvocato Enzo Guarnera, che è presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità di Catania. Passiamo ad altro rapidamente. Super lavoro ieri per la Giunta regionale, finanziamenti e iniziative contro la siccità, per l'agricoltura, per l'azienda siciliana trasporti. Vediamo. Contrasto alla crisi idrica, salvataggio e rilancio dell'AST, l'azienda trasporti siciliani, elezioni nelle ex province a ottobre, riscrittura delle norme per premi di produzione ai medici e aumenti ai dipendenti regionali, superando le impugnative del Consiglio dei Ministri. Con 2 diversi disegni di legge approvati oggi pomeriggio, la Giunta Schifani stanzia fondi e sana problemi interpretativi con Roma. 16 milioni serviranno per contrastare la crisi idrica, di questi 9 andranno a un fondo a disposizione della protezione civile per gli interventi urgenti. In aggiunta, quasi 7 milioni serviranno per aiutare gli agricoltori per l'acquisto di foraggio e l'approvvigionamento idrico per gli allevamenti di bestiame, per gli esoneri dai pagamenti dei diritti di pascolo nel demanio forestale e altri interventi. 6 milioni e mezzo serviranno invece a coprire le perdite dell'AST e la ricapitalizzazione dell'azienda sarà fatta sempre con questi soldi per il salvataggio e la trasformazione in società in house. Con un altro disegno di legge si modificano le norme
norme a rischio impugnativa da parte di Roma dopo l'invio di contestazioni e si ripropongono soldi per i medici, fondi per gli aumenti ai dipendenti regionali e per le strutture sanitarie. Si recupera anche la norma sulle assunzioni dirette delle vittime di femminicidio, trasformata però in riserva del 50% nei concorsi. Infine si stabilisce il voto a ottobre per le elezioni di secondo livello nelle ex province e si modifica la legge introducendo norme transitorie in attesa della riforma complessiva del settore. Ecco, adesso la parola va a Angelo Gagliano che ha i quotidiani regionali prima di tutto, poi vedremo anche quelli nazionali. Non sono ovviamente aggiornati per quanto riguarda l'attacco di questa notte, alle prime luci dell'alba, ripetiamo, di Israele in Iran, che ha colpito, danneggiato seriamente soltanto però una base aerea, quella probabilmente da dove era partito l'attacco con missili e droni dell'altro giorno. A te, Angelo. Adesso vediamo la prima della Sicilia, che ha in primo piano San Martino al primo test. Oggi il RAS delle preferenze davanti al GIP, risponderò su tutto, il sindaco di Tremestieri si difende e lascia. E poi le carte, l'incubo delle cimici e lo spionaggio sulle indagini, qui siamo sicuri, la domanda, il retroscena, procura e ufficio GIP, linee diverse sulle misure cautelari negli ultimi 2 blitz. E vedete ancora Lega fra scandali ed europei, Luca Bois in trincea, domani lista Stancanelli e c'è idea Bonafede UDC. Vedremo quali sono gli sviluppi di carattere anche politico. Poi la tragedia di Aci Sant'Antonio, schiacciato dall'ascensore mentre lavorava per ripararlo, e ancora dalla prima pagina della Sicilia. Nella rete riferimento alla marineria di Portopalo, attacca il governo per come gestisce il nodo delle quote tonno, così vengono favorite le lobby della pesca, noi stiamo a guardare. Ancora c'è un reportage dell'ANCE, 40 infrastrutture necessarie per il Sud per far restare i giovani per l'appunto. E ancora nelle pagine interne, oggi San Martino dal GIP risponderà su tutti i punti e il sindaco Rando si dimette. C'è attesa per l'interrogatorio del Big della Lega, gli arrestati si chiudono a Riccio, ci sarà una raffica di ricorsi al riesame. Vedete le carte dell'inchiesta, poi sicuro che non c'è niente, l'ansia mi mangia vivo, San Martino ossessionato dalle cimici, lo spionaggio sulle indagini a suo carico. E su questo tema ritroviamo anche la Repubblica a Palermo, vedete, il titolo è questo sull'inchiesta, le relazioni pericolose. Silvio Corra ha riconosciuto nelle fotografie il vicepresidente della regione. Alle riunioni in casa di Romeo partecipavano Santa Paola, Rando, Cosentino e si parlava di appalti, uno studio sul valzer del trasformismo. Volevo ricordare che Silvio Corra è l'autista del boss Santa Paola, ecco perché la sua dichiarazione viene virgolettata. È che proprio un pentito racconta gli incontri di San Martino con i boss, questo per questa inchiesta, l'inchiesta Pandora. Poi, sempre su Repubblica Palermo, il mistero dei tatuaggi di Messina Denaro, il lavoro di Rossa e Procura svela nuovi dettagli sulla latitanza palermitana del boss stragista. Questo dunque ci sono nuovi particolari nelle inchieste che hanno riguardato per l'appunto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Poi all'interno su Repubblica, sempre sull'inchiesta Pandora, riunioni con i boss, le relazioni pericolose di Luca San Martino, il pentito, abbiamo già detto, Silvio Corra, ha riconosciuto nelle fotografie l'ormai ex presidente della regione. Oggi l'interrogatorio, l'esponente della Lega annuncia che risponderà alle domande del GIP sull'accusa di corruzione. C'è una riflessione di Anthony Barbagallo, che è il segretario regionale del Partito Democratico, consensi sì, trasformismo no, anche il PD deve riflettere, quindi è una sorta anche di autocritica da parte di Anthony Barbagallo. Sempre sulle pagine interne dei quotidiani, restiamo su Repubblica Palermo, perché vedete la giostra dei Volta Gabbana, i partiti come franchising per i signori delle preferenze, non solo l'ex assessore all'agricoltura, da anni l'Ars assiste a spostamenti vorticosi da uno schieramento all'altro, uno studio del politologo Minaldo. Insomma, c'è chi ha questa grande quantità di consensi che va da un partito, si sposta da un partito all'altro, indifferentemente dall'area politica. Insomma. E qualcuno comincia a dare spiegazioni sul perché avviene questo. Si incomincia a
a cercare anche, no? E poi c'è un provvedimento interessante, vedete, questo riguarda però l'attività dell'ARS, una multa da 180 euro ai deputati assenti. Quindi un provvedimento che il presidente dell'ARS, Galvagno, che stiamo vedendo per l'appunto nella foto, per chi non partecipa alle riunioni, alle assemblee, quando c'è la convocazione, per ogni assenza durante le votazioni, sia a Sala d'Ercole che nelle commissioni. Quindi una multa da 180 euro per i deputati regionali. Restiamo ancora su Repubblica Palermo e siamo comunque nelle pagine interne. Vedete il mistero dei tatuaggi di Messina Denaro. Faceva la spesa nel centro di Palermo. I carabinieri del ROS e la procura svelano altri passaggi della latitanza. Nel 2012 il boss andava in una gastronomia di via Gaetano Daeta. Faceva una vita tranquillissima. Una persona serena, come se nulla fosse. E prima di lasciare le pagine di lasciamo le pagine di Repubblica adesso e siamo alla Gazzetta del Sud. Ecco qui, oggi anche la Gazzetta del Sud apre proprio con la vicenda San Martino. Oggi la verità di San Martino. Schifani intanto attende il giudizio del Tribunale del riesame sulla misura cautelare, l'interrogatorio dell'ex vicepresidente della regione sospeso per un anno dalla GIP di Catania. Su Messina intanto invece concorso per vigili urbani, 130 nuovi agenti entro il 2024, scadranno fra un mese i termini per la presentazione delle domande per i 100 posti di agenti di polizia municipale, più altri 30 a tempo determinato, che sono proprio voluti dal comune di Messina. E l'ultimo concorso, pensate, fu bandito nel 1998, tantissimi anni fa. Cadavere sulla spiaggia di Rodia, forse si tratta di un migrante naufragato, e il terzo corpo recuperato nell'arco di soli 6 giorni. Questo è dunque quello che arriva dal messinese. Poi ancora, per restare a Messina, parliamo di Ponte, non c'è nessuna bocciatura, l'intervista è con la vice ministra all'ambiente Vanni Agava della Lega, continua il botta e risposta tra governo e opposizioni, al Senato il question time con l'attacco di Floridia del Movimento 5 Stelle e abbiamo sentito ieri nel nostro telegiornale la replica di Salvini in aula, quelle che erano le indicazioni che arrivavano dalle opposizioni. Pagine interne della Gazzetta del Sud, San Martino potrebbe tornare al governo, questo è quello che scrive stamattina il quotidiano di Messina, se il Tribunale del riesame di Catania annullerà la misura cautelare della sospensione. Schifani pronto ad accogliere il suo vicepresidente e congela intanto la delega all'agricoltura, da cui forse la decisione di assumere ad interim la carica. L'ex assessore regionale, travolto dall'inchiesta della Procura di Catania, attende gli sviluppi proprio di quelli che sono i fatti. Oggi l'interrogatorio, 2 presunti casi di corruzione, 30 gli indagati, l'ex sindaco di Tremestieri, Etneo, dimostrerò la mia innocenza. Queste sono dunque le parole del sindaco di Tremestieri. Mi fermo qui per la rassegna stampa regionale stamattina e ci rivediamo con quella nazionale. Sì, facciamo una brevissima pausa, poi dopo vedremo la segna stampa nazionale, vi daremo gli aggiornamenti, se ce ne sono, per quanto riguarda l'attacco di questa notte di Israele su una base militare in Iran. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, allora in diretta poco fa abbiamo dato notizia dell'attacco di questa notte di Israele all'Iran, dove è stata colpita una base militare nella provincia di Esfahan, la stessa base dalla quale era partito l'attacco con missili e droni dell'altro giorno. Ma c'è ancora infuocato l'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. Ecco, allora almeno 2 persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico russo sulla città di Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale. E una delle vittime purtroppo è un bambino di 8 anni, quindi 2 morti, 15 feriti in un attacco russo in Ucraina. A Angelo Gagliano la prosecuzione con la rassegna stampa nazionale. E allora ripartiamo proprio da questo conflitto, quello tra Russia e Ucraina.
Il G7 parla di emergenza Patriot a Kiev, armi e prestiti dai fondi russi, drammatico appello di Kuleba, l'ipotesi di usare gli interessi sugli asset di Mosca, garanzia di soldi all'Ucraina, e quindi si continua a discutere su quanto sta avvenendo. Intanto 2 spie russe sono state fermate in Baviera, volevano sabotare gli aiuti a Kiev. Tra gli obiettivi una base statunitense, arresto in Polonia, dava informazioni per colpire Zelensky. Questi i risvolti dell'altro conflitto, ma non è soltanto il Corriere che si occupa di questa vicenda. Stessa notizia in qualche modo viene ripresa anche da Repubblica. G7 pressing USA sui beni russi congelati, appello di Kiev, fate presto, aiutateci. Blinken spinge per l'uso degli asset di Mosca in Europa, imbarazzo italiano sulla richiesta diciamo dei missili. La Meloni, faremo il possibile, missili chiaramente che aiutano a respingere gli attacchi diciamo missilistici. Kuleba, dateci l'antiaerea, e vita o morte, Berlino subito altri 6 Patriot, Italia incerta. Questo è il conflitto in Ucraina di cui si occupa anche il Messaggero. L'Unione Europea vuole più missili a Kiev, l'Italia frena, servono al G7. Quella fotografia è proprio da lì partono i Patriot che non ha... È una base mobile, diciamo, esatto, per lanciare missili antimissili, che però l'Ucraina non ha. Questo per il conflitto in Ucraina. Adesso vediamo anche le prime pagine dei giornali, poi torneremo anche ad occuparci delle vicende, di altre vicende delle pagine interne. Europa tra accordi e tensioni, l'apertura per l'appunto del Corriere, passi avanti dal G7 sulla contraerea a Kiev e anche le sanzioni, e poi ancora c'è una riflessione stamattina, vedete, sul Corriere, politici, voti e favori. Quanto costa farsi eleggere? La domanda. Logiche e tariffe della criminalità. La riflessione è di Roberto Saviano stamattina sul Corriere della Sera. Poi ancora, sempre sul Corriere, Salis, candidata con il sì del padre da Sinistra e Verdi, è la donna detenuta in Ungheria, e quindi è arrivata questa candidatura come capolista praticamente per questa nostra connazionale. Aborto, bocciata la mozione del Partito Democratico, la Lega si smarca, governo al TAR sulla fine vita. Queste sono le vicende che riguardano più strettamente le questioni italiane. E poi fotonotizia, vedete il colloquio, Maria Franca Ferrero racconta la vita con l'imprenditore, creò il nome Nutella in 2 ore, dalla Chiesa ci salvò dalle BR, quindi un racconto di quella che è la donna, insomma, che ha accompagnato anche l'industriale e l'uomo che ha inventato, che ha portato tutti noi questo, diciamo, in ogni casa c'è un barattolo di Nutella. Allora, i diritti, parliamo su Repubblica, aborto, destra divisa, la maggioranza respinge ma perde pezzi sull'ordine del giorno presentato dal PD contro i pro-life nei consultori. E poi si estendono da 15 a 37 deputati leghisti presenti, compreso il capogruppo Molinari, la Premier, non voglio cambiare la 194, fine vita. Intanto il governo contro l'Emilia Romagna, la Schlein, serve la legge. Anche qui elezioni europee, Ilaria Salis si candida con i rosso-verdi, diciamo, della sinistra italiana. Poi altre notizie, WordPress Foto 2024, eccola qui la foto. A Gaza, quella madre dolorosa è la forza di uno scatto, questa è diciamo, la forza dell'immagine. Poi altre notizie che riguardano i conflitti, per l'appunto la scelta degli Atenei no al sabotaggio di Israele ma non servono misure di polizia, l'Università di Milano, Marina Brambilla, rettrice alla statale, prima donna in 100 anni. Quindi abbiamo messo insieme le tensioni che sono all'università, però con una bella notizia, con la prima rettrice alla statale di Milano. Lasciamo anche la prima pagina di Repubblica, siamo sulla Stampa, i veri conti della sanità, e qui c'è un focus, c'è un'inchiesta che stamattina fa Repubblica anche nelle pagine interne. Mancano 5,4 miliardi, il rapporto Letta, Unione Europea spaccata, Meloni fredda su Draghi alla Commissione, felice che se ne parli, ma fino al voto è solo
solo filosofia. Anche qui vedete la foto che abbiamo visto prima, la pietà di Gaza. La foto dell'anno, una palestinese e il corpo senza vita della nipote, uno scambio Rafah-Iran, no di Biden, quindi ci sono ancora notizie che arrivano dal Medio Oriente. Dicevamo che sulle pagine interne della Stampa stamattina c'è questo approfondimento che riguarda per l'appunto la sanità, perché la nostra sanità, secondo quanto scrive Repubblica, è in profonda crisi. Vedete, sanità, i tagli nascosti. I numeri sono quelli del DEF, cioè del documento di economia e finanza, su 7,6 miliardi, più di 5 coprono i costi arretrati. Al netto dell'inflazione la spesa reale si riduce al 6,2%. Questo è quanto mette in evidenza questa mattina la Stampa, e poi dove si curano gli italiani, e c'è anche una grafica che ci fa capire come vanno le cose in Italia: il 60,5% nel pubblico e nel privato accreditato, il 17,9% in strutture private. Questo è la sintesi. Poi ci sono quelli che fanno l'intramedia, poi 5,1 strutture private, 4,6 ancora strutture private con polizia sanitaria e con tariffe agevolate. Queste sono le due soluzioni che vengono scelte. E ancora, lasciando adesso la Stampa, siamo alle altre prime pagine di questa mattina. Andiamo a vedere la prima del Messaggero, offensiva finale contro Hamas. Ci torniamo dunque in Medio Oriente, che è davvero un fronte caldissimo. Qui diciamo ovviamente non siamo aggiornatissimi, perché chiaramente il giornale è andato in stampa prima. Il sommario è un po'... punta però a Rafah, ci sono i capi dei terroristi e gli ostaggi qui sono aggiornati. L'Europa chiede aiuti militari per Kiev, l'Italia frena, i nostri missili devono proteggere il G7. Poi vedete qui, l'IMU non si paga sulle case occupate, il nodo dei rimborsi. La sentenza della consulta ha effetti retroattivi fino a 4 anni, ma deve esserci stata una denuncia. Quindi chi ha avuto una casa occupata non dovrà pagare, nei 4 anni precedenti a questo chiaramente provvedimento, l'IMU sull'immobile. Qui la fotonotizia che ci riporta a vicende più leggere: l'impresa della Roma, futuro De Rossi. La Roma ha eliminato il Milan, va avanti in Europa League. Il Giornale, sfida nella sinistra, vedete, candidiamo la Salis, Fratoianni e Bonelli la usano per rubare voti alla Schlein, ma si complica il processo. Intanto, dopo 100 anni, una donna rettore. Siamo alla statale di Milano. Direi che questa mattina con la rassegna, almeno per quanto ci riguarda, la scaletta ci dice che ci fermiamo qui, sì. Torniamo fra qualche minuto. Va bene, adesso ci guardiamo il meteo e poi dopo cominceremo a discutere, approfondire con l'avvocato Quernero la questione della corruzione che insomma un po' sta attraversando la Sicilia, soprattutto la provincia di Catania nelle ultime ore. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà ancora instabile sulle regioni meridionali peninsulari nella giornata di venerdì. Qualche nota instabile interesserà anche la Sicilia, meglio invece al centro-nord e sulla Sardegna con sole prevalente, solo un po' di variabilità in serata sui rilievi alpini. Sulla Sicilia, come dicevo, il tempo sarà instabile nella giornata di venerdì con fenomeni sparsi localmente anche a carattere temporalesco, specie sulle coste settentrionali. Attenzione ai venti che soffieranno sostenuti con mari localmente anche molto mossi. Temperature massime in conseguente calo, con valori infatti che si aggireranno intorno ai 17-18 gradi. Nel corso della giornata di sabato un po' di residua variabilità al mattino, poi tempo in graduale miglioramento, sole infatti assoluto protagonista. I venti soffieranno ancora sostenuti, con mari da poco mossi a localmente mossi e specialmente al largo. Le temperature massime saranno in lieve ripresa, ma solo di qualche grado, valori infatti compresi tra i 18 e i 23 gradi. Per maggiori dettagli in merito alle vostre località, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Corruzione, voto di scambio politico-mafioso, sono questi i termini della grave inchiesta aperta da un paio di giorni in provincia di Catania. Ne parliamo con l'avvocato Enzo Guarnera, che è presidente dell'associazione Antimafia e Legalità. Benvenuto. Allora, c'è attesa per l'interrogatorio, come sapete, tra poco, stamattina, di Luca Sammartino, ex vicepresidente della regione, ex assessore all'agricoltura, che si è dimesso ed è accusato di corruzione aggravata. Mentre per quanto riguarda Tremestieri e Tneo, che è l'altro punto, diciamo, centrale di questa indagine, è la notizia di ieri delle dimissioni del sindaco Santi Rando. Lì ci sono 11 persone tra politici, funzionari comunali e imprenditori accusati a vario titolo di scambio elettorale politico-mafioso, senza dimenticare l'inchiesta sul sindaco di Paternò, Naso, anche lui indagato per voto di scambio con la mafia, che la procura insiste nel chiedere le sue restrizioni, il suo arresto, ma per il momento non siamo fermi lì. Avvocato, che valutazione dà di quello che sta capitando? Ma io ritengo che sia estremamente grave ciò che accade, e ricordo che prima ancora di Paternò e Tremestieri abbiamo avuto Caltabiano e abbiamo avuto Randazzo, comune sciolto per mafia. C'è qualcosa che non funziona, ma non funziona da tempo. Io ho un'esperienza non solo professionale, ma anche politica all'Assemblea regionale negli anni 90 e nella Commissione regionale antimafia, e già allora mi resi conto che molti comuni della Sicilia erano inquinati dalla presenza mafiosa e che molti rappresentanti del popolo erano più rappresentanti della mafia che del popolo. No, sono parole pesanti. Sono pesanti perché derivano dalla mia esperienza. Avevo negli anni 90 una cognizione diretta di questo, perché la mafia si è evoluta, ha capito che ormai i soldi, quelli buoni, sono i soldi pubblici. Allora bisogna aggredire le istituzioni elettive, i governi, per poter drenare il denaro pubblico e accaparrarselo nelle modalità più varie. La corruzione è uno dei sistemi più ricorrenti. Allora cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto rendere i cittadini consapevoli di questo fenomeno, perché c'è anche un'assuefazione. E dico una cosa, che purtroppo una certa assuefazione nasce dal fatto che alcuni cittadini alla fine sono consenzienti con questa logica della illegalità, perché i rappresentanti del popolo sono spesso lo specchio degli elettori. Consenzienti che cosa vuol dire? Nel senso che sono disponibili, sono permeabili a pratiche di illegalità. Il favore, la raccomandazione, il posto di lavoro promesso sono pratiche diffusissime a tutti i livelli, e molti cittadini preferiscono avere amministratori politici che siano disponibili a questi favori, a queste raccomandazioni, anziché persone oneste. Però, avvocato, mi scusi, da qualche parte bisogna pur cominciare, tanto certo. è vero che la magistratura certo. sta facendo esattamente Ma infatti questo. io credo che la magistratura di Catania abbia operato negli ultimi anni molto bene, e grazie a questa magistratura abbiamo scoperto gli intrallazzi, diciamo così, di molti politici, di molti amministratori, lasciamo stare i comuni, ma vorrei ricordare le indagini a Catania che hanno coinvolto l'amministrazione comunale per il bilancio ritenuto falso, e c'è il processo in corso, i concorsi truccati all'università, tutte cose che ovviamente riguardano i colletti bianchi e che una volta a Catania non c'erano, cioè nel senso che queste indagini non si facevano. Abbiamo una magistratura fortunatamente
sganciata dal sistema di potere e questo dà fiducia ai cittadini onesti. Ma c'è un problema in prospettiva. Qual è? Come si cambia? Perché poi questo è il vero tema. Come si fa a cambiare questa classe dirigente largamente inquinata e devo dire purtroppo anche trasversalmente, perché i passaggi da una formazione politica a un'altra sono il sintomo che ormai i partiti non esistono più come sistema di valori e di progetti, esistono soltanto come strumenti di potere. E allora, anche perché poi le inchieste certo, hanno riguardato altri partiti in altre città. È trasversale. Pensiamo a Bari, pensiamo è una a Torino. questione Ecco. di proporzione. In genere dove si governa c'è potere, c'è l'inquinamento. Ecco. Quando poi succede questo, che chi governa va all'opposizione, grida allo scandalo, quando coloro che erano all'opposizione vanno al governo e fanno le stesse cose che facevano loro. Io questo l'ho verificato purtroppo dentro le istituzioni regionali, ma anche comunali, perché sono stato consigliere comunale a Catania nei primi anni 90 e anche a Tremestieri Tineo. Per 6 anni sono stato consigliere comunale e già allora, nella seconda parte degli anni 80, mi resi conto che a Tremestieri Tineo, per esempio, qualcosa non funzionava. Alcune pratiche illegali c'erano anche allora. Si è rivolta alla magistratura? Certamente, io ho una lunga storia di denunce alla magistratura e, per chi non lo sapesse, ma chi mi conosce lo sa, quando ero deputato regionale denunciai un parente e venne arrestato, un sindaco che prese le tangenti ed era parente di mio padre. Quindi non ho guardato in faccia a nessuno. E adesso questa vicenda secondo lei come va a finire? Va a finire secondo me che intanto altri dovrebbero dimettersi. Oltre a Rando, San Martino Rando è il sindaco di Tremestieri. Ma Naso, io non capisco perché Naso non si dimetta. Io che è il sindaco di Paternò. Non comprendo perché non si dimetta, per esempio, il consigliere o i consiglieri comunali di Tremestieri che sono implicati in questa vicenda. Uno credo che sia stato anche arrestato, perché è un minimo di dignità, cioè di dignità personale innanzitutto. Poi sarà il processo a chiarire le responsabilità, ma sul piano dell'etica pubblica un amministratore, un politico che è inquisito deve avvertire la dignità di dimettersi. Se resta in carica la cosa non funziona. Peraltro tutti questi soggetti che fanno politica e che risultano a vario modo compromessi sono quelli che poi magari quando c'è la commemorazione di Falcone e Borsellino sono in prima linea a ricordare questi magistrati uccisi dalla mafia. Ma questi magistrati dicevano cose diverse da quelle che fanno loro, cioè che quando un politico è sospettato di comportamenti illeciti, a prescindere dal processo deve dimettersi per dare un'immagine di pulizia alla politica. Oggi in questo paese non lo fa nessuno. Alcune dimissioni, quando avvengono, sono strumentali. Per carità, io non voglio dare interpretazioni alle linee difensive, ma sicuramente le dimissioni di San Martino, le dimissioni di Rando, come avvocato le capisco, perché Rando in carcere e se si dimette da sindaco come ha fatto può sperare per esempio in un'attenuazione della misura, dal carcere ovviamente ai domiciliari. Io come avvocato gliel'avrei consigliato e siccome ritengo che abbia buoni avvocati gli avranno consigliato di fare questo. Stava parlando di San Martino, anche le sue dimissioni sono importanti, no? Sono importanti perché lui si è dimesso ma era stato sospeso, quindi si è dimesso dopo la sospensione. Poteva ovviamente restare sospeso in attesa di chiarimenti, ma si è dimesso perché ha capito che probabilmente la sua posizione può chiarirsi meglio, o meglio attenuarsi sul piano processuale se non è più implicato nella gestione. Perché come si dice spesso da parte degli avvocati e da parte dei magistrati, il rischio di inquinamento delle prove c'è se tu resti in carica dove eri prima. Se invece ti dimetti e te ne vai, lasci tutto, l'inquinamento delle prove teoricamente
sul piano processuale non c'è più. Vabbè, questo poi lo vedremo. Questo è un problema legale. Ecco. Lo vedremo dopo. Tra poco ci sarà l'interrogatorio di San Martino, che ha detto che è disposto a rispondere a tutte le domande degli investigatori. Ecco, a suo avviso, avvocato, cosa bisognerebbe fare? Cioè i giovani, per esempio, le scuole, l'opinione pubblica, colgono questo come dire, un segnale importante di una volta si diceva questione morale, oppure considerano, come dire, inevitabile che queste cose capitano, succedono e tanto rimangono lì? Come dicevo prima, alcuni ritengono inevitabile e anzi forse auspicano che ci sia una classe politica di questo tipo, che sono quei cittadini che amano l'intrallazzo e amano il favore sotto banco. Però c'è una parte di opinione pubblica che si indigna. L'indignazione non basta più. Io credo che dobbiamo fare un passo avanti. Tutti coloro onesti che si indignano devono entrare in campo, devono decidere di far politica in prima persona, di sostituire coloro che sono indegni di rappresentare le istituzioni pubbliche. Questo è un compito, secondo me, che... Il rischio invece, scusi se la interrompo, è opposto, che addirittura dilaghi il non votare. C'è una rassegnazione, però ecco, che si sia indifferenti, diceva credo Gramsci, odio gli indifferenti, e diceva una cosa giusta. Questo quindi è un fatto che deve avvenire. L'altra cosa che noi come Associazione Antimafia e Legalità facciamo da anni, ed è una speranza per il futuro, è un investimento per il futuro. Andiamo nelle scuole di tutti gli ordini e gradi e parliamo con i ragazzi di valori nuovi di legalità, e dico ai ragazzi quando sono con loro: ragazzi, voi siete la speranza, voi siete il seme della speranza, è il titolo di un cortometraggio che facciamo vedere. Solo loro possono cambiare questa società. E con queste parole di speranza molto importanti salutiamo l'avvocato Guarnera per essere stato con noi. Adesso facciamo una breve pausa, ci occuperemo tra poco di altro, i divieti sempre più stringenti contro il fumo. Pensate che a Londra è vietato ormai per sempre, dai 15 anni in giù non potranno più fumare per tutta la vita. State con noi, ci vediamo fra poco. Buongiorno Sicilia. Allora, divieti di fumo sempre più stringenti, ne parliamo con il professor Riccardo Polosa, che è in collegamento con noi. Lui è il fondatore del COEAR, che è un centro di ricerca di Catania, appunto per la riduzione del danno da fumo dell'Università di Catania. Grazie professore per essere con noi. Vorrei subito un suo parere su questa iniziativa presa a Londra, fresca fresca. Il primo ministro ha deciso di vietare il fumo per sempre a quelli che sono nati dal 2009 in giù, quindi da 15 anni in giù gli inglesi non potranno più fumare. Naturalmente ha suscitato polemiche. Boris Johnson, per dirne una, ha detto, dice, ma che stai dicendo? Ricordati che Churchill ha vinto la guerra con il sigaro in bocca. Che ne pensa, professore? Penso che questa sarebbe stata un'ottima idea 20 anni fa. Tra l'altro non è un'idea nuova, è già in opera in Australia e in Nuova Zelanda da alcuni anni. Il mio pensiero è molto semplice: si parla tanti di divieti e la nostra terra diventerà sempre più ricca di divieti inutili, se mi permettete di dirlo, perché questo divieto, che suona molto sexy dal punto di vista mediatico, in realtà non avrà alcuna ricaduta pratica, e vi spiego subito il perché. Le persone che oggi hanno i nati dopo il 2009, che di fatto, se la matematica non mi faglia, avranno 14 anni, sono comunque già molto poco interessati alle sigarette tradizionali. Il loro mondo ormai è un mondo fatto di nuove tecnologie che includono anche i nuovi prodotti altamente tecnologici di inalazione della nicotina. Quindi praticamente è uno di quei divieti che avrà un impatto minimo, e già lo stiamo vedendo in America, in Svezia e nello stesso Regno Unito, dove
si assiste per la prima volta dopo decadi alla eradicazione del fumo di sigaretta. Ma perché si è manifestata un'eradicazione del fumo di sigaretta? Perché c'è stata una ampia diffusione dei nuovi prodotti tecnologici a erogazione di nicotina, come le sigarette elettroniche e il tabacco Chiarissimo, professore. Quindi una legge sì, che fa tanto rumore, che servirà a Rishi Sunak forse ad allontanare problematiche per lui più importanti e spostare il focus della discussione in aree assolutamente inutili. Il suo pensiero è chiaro, professore. Aggiungo qualche dato per i nostri ascoltatori. Allora, 4 fumatori su 5 in Italia hanno iniziato prima dei 20 anni, rimangono dipendenti per tutta la vita. In Italia fuma il 20% della popolazione. 20% vuol dire poco meno di 1 su 4, con una media di 12 sigarette al giorno. Ora, la sua osservazione è molto chiara, l'abbiamo capito, tanto usano le sigarette elettroniche, però le amministrazioni italiane si stanno concentrando da Torino a Milano sulla questione di evitare il fumo all'aperto, aumentando la distanza minima. Per esempio Torino ha detto che devono essere, tra un fumatore e l'altro ci devono essere 5 metri. Lo devono misurare. Milano si potranno accendere dal 1° gennaio dell'anno prossimo sigarette soltanto nei luoghi in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri dalle altre persone. Quindi i fumatori dovranno girare anche con il metro. Caro Michele, gireremo con il metro della Sarta per essere a norma. Quindi, secondo me questi divieti sono assolutamente inutili. Se noi stiamo parlando di etichetta, di buona etichetta, di buon comportamento nei confronti degli altri, queste leggi potrebbero avere un senso, ma a quel punto non c'è bisogno di una legge. Se la legge dovrebbe raccordarsi alla protezione e il diritto alla salute, le cose potrebbero cambiare, ma di fatto non esiste nemmeno per le sigarette combustibili una dimostrazione che all'aperto esista un fumo passivo talmente importante da poter determinare patologie fumocorrelate. Quindi figuriamoci poi con gli aerosol da svapo, che sono mediamente dall'80 al 99% meno tossici del tabacco. Quindi, ancora una volta, di che cosa stiamo parlando? Queste sono declamazioni demagogiche che non porteranno assolutamente da nessuna parte, invece di occuparsi di cose serie, cioè qual è la politica sanitaria che vogliamo mettere in campo per tutti coloro che vogliono continuare a fumare, ce ne sono tanti, o tutti coloro che non riescono a smettere, ce ne sono tantissimi. Ecco, cosa bisognerebbe fare, professore, cosa bisognerebbe fare a suo avviso? A mio avviso, ormai siamo nel XXI secolo, abbiamo delle alternative a basso rischio, quindi per tutti coloro che non vogliono smettere o che non riescono a smettere bisogna promuovere la politica della riduzione del rischio, vale a dire poter fornire a queste persone dei prodotti certificati, legalizzati, eccetera, eccetera, che comunque hanno dimostrato su più riviste scientifiche, ormai è acclarato, che sono mediamente dall'80 al 99% meno tossiche delle sigarette. Questo non vuol dire che stiamo promuovendo respirazione di aria del cervino. Stiamo dicendo semplicemente che il rischio relativo di questi prodotti a confronto delle sigarette convenzionali di tabacco è infinitamente inferiore. Però è vero, professore, mi scusi, le sue osservazioni sono molto pungenti e molto precise, però è vero che nel corso degli anni, voi con iniziative che lei giudica poco efficaci, però con le campagne, con la televisione, con l'internet, cioè, ormai non fuma più nessuno, cioè, e questo è un risultato importantissimo. Prima si fumava tutti, io mi ricordo nelle redazioni, i giornalisti, non c'era un giornalista che non fumasse, fumavamo dentro le redazioni con le sigarette l'uno accanto all'altro, cioè, ora questa roba qua sarebbe considerata una roba scandalosissima, nessuno si azzarda e manco ci pensa più, quindi un cambiamento anche radicale c'è stato nel corso di questi ultimi anni.
Sicuramente sì, per carità, non stiamo qua a disconoscere il valore delle politiche di contrasto al fumo. Io dico semplicemente che le politiche del contrasto al fumo hanno determinato dei miglioramenti, ma molto lenti nel tempo. Un'integrazione con delle politiche intelligenti sulla riduzione del rischio non farebbero altro che accelerare l'obsolescenza delle sigarette combustibili e con essa tutte le malattie fumo-correlate. E cosa suggerirebbe a coloro i quali usano queste sigarette elettroniche, questo fumo, diciamo così, alternativo, dove non c'è la sigaretta, che è molto diffuso anche tra i più giovani? Lo vedo anche qui a Catania, ma si vede un po' in tutte le città. Allora, il consiglio di massimo, essendo io un medico, un clinico, è ovviamente, se potete smettere di assumere qualsiasi cosa, fatelo. Però tra il dire e il mare c'è di mezzo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Giusto. Bisogna assumere anche un atteggiamento pragmatico e non super restrittivo, che non porta da nessuna parte, perché poi le persone messe alle strette fanno comunque quello che vogliono e si rivolgono per esempio al mercato nero con dei rischi aggiuntivi che non sono da disconoscere. Quindi il mio suggerimento è: se proprio non riesci a smettere di fumare, cerca di trovare per te stesso una soluzione, un'alternativa al fumo combusto di sigaretta che sia a basso rischio. E ormai prodotti ce ne sono tantissimi. Si va dalle sigarette elettroniche al tabacco riscaldato, si va dalle pouch, dai sacchettini di nicotina alle perle contenenti nicotina altamente ingegnerizzate. Il mondo del consumo della nicotina si sta estremamente diversificando e credo che tra 30-40 anni tutte le patologie fumo-correlate, perlomeno nei paesi industrializzati e occidentalizzati, saranno praticamente eradicate. Questo è molto importante, ci dà speranza, e poi sentirlo da una persona competente come lei ci incoraggia. Forse si dovrebbero fare anche delle campagne, non so, dai mezzi di comunicazione, ma anche la scuola, per spiegare che, come dire, non solo il fumo fa male, ma anche è un po' cretino questo andare in giro con questi affari dove si inala il fumo, no? Cioè, che siano queste, un po' c'è la tendenza a concepirle come moda, come cose di moda, e di moda soprattutto tra i più giovani provare a andare in giro con sto tubetto in mano dal quale ogni tanto uno fa uscire del fumo dalla bocca. Su questo siamo perfettamente d'accordo, però non mi sento di giudicare le persone per quelle che sono le loro abitudini, così come non mi sento di giudicare qualcuno che a fine pasto beva una grappa o due. Giusto. Il problema è un altro, e le faccio una domanda, Michele: se suo figlio preferisce trovare suo figlio con una sigaretta accesa o che svapa una sigaretta elettronica? Questo è il punto di domanda. Perché i giovani comunque nel 50% dei casi sono attratti al, diciamo, rischio, cioè detto in inglese risk seeking profile. Almeno la metà dei ragazzini fanno cazzate, l'abbiamo fatta anche noi da giovani, chi più chi meno. Come no? Quindi io dico, così come è successo in America, che ormai negli ultimi 5 anni c'è stato un crollo del tabagismo tra gli studenti delle scuole superiori. Stiamo parlando del 12% negli anni 2007-2008 fino al 2,5% l'anno scorso. Stiamo parlando di eradicazione del fumo di tabacco secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo non sarebbe mai successo se non ci fosse stata la diffusione dei nuovi prodotti tecnologici che erogano la nicotina. Perfetto, e con questa considerazione importante, professore, ci lasciamo. Grazie per i suoi suggerimenti e le sue valutazioni. Abbiamo parlato con il professor Riccardo Polosa, fondatore di COEAR dell'Università di Catania. E allora adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo del successo della Sicilia al Vinitaly, non solo come vini, sentirete, ma anche per l'olio. State con noi, buongiorno Sicilia.
Allora, prima di parlare con il nostro ospite e con i nostri ospiti del Vinitaly, un aggiornamento dall'Ucraina che ha dichiarato per la prima volta dall'invasione russa che le sue forze hanno abbattuto un bombardiere a lungo raggio russo utilizzato per lanciare missili cruise contro la città del paese martoriata della guerra. La dichiarazione è questa, dai militari di Kiev, virgolettato: per la prima volta unità missilistiche antiaeree dell'aeronautica militare ucraina, in collaborazione con l'intelligence della difesa del nostro paese, hanno distrutto un bombardiere strategico a lungo raggio, e poi c'è la sigla che vi risparmio, Tu-22M3. Questo che cosa può voler dire, Angelo? Perché probabilmente, diciamo, sono arrivati delle batterie antimissili da qualche paese amico. Così tanto richieste da Zelensky, che diceva se non siete i Patriot presto li dovrete usare voi per difendere. Diciamo che la Germania è quella più propensa in questo senso. Potrebbe essere il segnale, come dire, dell'arrivo di questi missili antimissili che riescono ad abbattere, come in questo caso, un bombardiere a lungo raggio russo. Fine di questo capitolo doloroso, purtroppo, che non finisce mai. Diamo il benvenuto al nostro ospite, che è Enzo Signorelli, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Tutela per l'olio extravergine d'oliva DOP Mont'Etna, e poi in collegamento da noi benvenuto a Benedetto Renda, che è presidente del Consorzio per la tutela dei vini di Marsala e che è collegato appunto a Marsala. Complimenti a entrambi, perché sia per il vino naturalmente, ma anche per l'olio, sentiremo, la Sicilia ha avuto un grande successo al Vinitaly che si è recentemente concluso. Ce lo vuole descrivere lei, dottor Renda, la consistenza di questo successo per quanto riguarda il vino? Sì, il Vinitaly continua ad avere grande successo. Il padiglione di Sicilia anche quest'anno è stato, credo, tra i più visitati, quindi grande soddisfazione. La Sicilia continua ad essere protagonista con delle eccellenze enologiche. Parliamo della storia del Marsala, parliamo di Pantelleria, parliamo dell'Etna, parliamo del Ceresolo di Vittoria, quindi sono dei fiori all'occhiello dell'enologia siciliana che continuano a darci grossissime soddisfazioni. Per quanto riguarda il Consorzio del Marsala, stiamo vivendo una seconda giovinezza, perché c'è stato un cambio generazionale nel mondo dell'industria del Marsala. Marsala sappiamo benissimo che è un vino storico, che ha 250 anni, l'anno scorso abbiamo un po' festeggiato questa data importante, parliamo di un quarto di millennio. E questo cambio generazionale sta rilanciando un prodotto che si era un po' assopito negli ultimi anni, scoprendo nuovi momenti di consumo e scoprendo una nuova fascia di consumatori. Quindi vediamo che c'è molto interesse nei giovani. Presidente Marsala Renda, può essere... noi ci siamo occupati del Vinitaly, abbiamo fatto anche dei collegamenti in diretta naturalmente, ma ci vuole riportare al clima che c'è stato, per esempio, il padiglione siciliano, che è stato il più visitato dopo quello, inevitabilmente, dopo quello veneto, con un'estensione diciamo molto, molto consistente, 140 cantine. Prego, a lei la parola. Sì, come dicevo, la Sicilia, dopo il Veneto, è la regione più visitata. Come dicevo, grazie anche alle nostre eccellenze che sono sempre scoperte anche a livello internazionale. Quindi, ripeto, la riscoperta e il rilancio del Marsala, la grande crescita ancora sull'Etna e la grande notorietà di Pantellerie che si sta sviluppando a livello internazionale. Quindi sono degli assi nella manica che la Sicilia ha e che sta giocando molto bene. Quindi poi, grande soddisfazione e grandi prospettive per il futuro. Anche ci sono stati diversi incontri nella sala promossa anche dalla regione siciliana, la strada del vino e dei sapori, tant'è vero che poi l'anno prossimo la Sicilia sarà regione europea della gastronomia. Questa è una soddisfazione bellissima, no? Certo. Sì, noi abbiamo avuto la presenza nella sala appunto della Sicilia, come abbiamo avuto l'anno scorso per la ricorrenza dei 250 anni, e quest'anno abbiamo presentato
i nuovi consumi, i nuovi metodi di consumo del Marsala. Fra l'altro abbiamo avuto pure la presenza del sindaco che avremo a Marsala un museo del vino Marsala che mancava, e quindi nel mese di maggio ci sarà questa inaugurazione che farà sinergia soprattutto con il mondo agricolo, con il mondo dell'industria del Marsala. Quindi grande apertura per Marsala, diventerà una città attrattiva con la sua storia che porta alle spalle. Benissimo, ora qui passiamo all'olio, perché anche l'olio siciliano è stato testimone di un grande primato, quello per il numero di bottiglie certificate e controllate, e che poi si è naturalmente riverberato alla Vinitalia, è vero? È verissimo, infatti noi siamo sulla scia del vino, come ho avuto occasione di dire nel collegamento precedente proprio dal Vinitali, e una delle cose che stiamo facendo come consorzio di tutela è quella di invitare proprio dei produttori di vino che credono nell'olio, stanno investendo nell'olio, è una novità, e di fargli fare l'olio certificato siciliano. Perché questa è una sinergia importante, loro hanno dei mercati del vino a cui ancora noi non arriviamo, ma speriamo di arrivarci presto, e quindi potrebbero guidare molto anche dei piccoli produttori, aprire delle strade interessanti. Le faccio una domanda da, come dire, inesperto completo, ma qual è il segreto del successo del nostro olio? E poi voglio chiederlo anche per i vini siciliani, non sono tutti uguali naturalmente, ma forse un minimo denominatore comune ci sarà. Allora, proprio nel caso Etneo è il suolo, che il suolo è fantastico, è la risorsa più importante che abbiamo. Senza contare che l'Etna ci permette di andare velocemente e di cambiare altitudine. Quindi per contrastare quello che si sta verificando con i cambiamenti climatici, con l'aumento delle temperature, la siccità eccetera, noi abbiamo il vantaggio sull'Etna di poter andare velocemente un po' più in alto, piantare e riprendere delle proprietà. Uno degli obiettivi nostri, dei produttori, a parte il consorzio, ma comunque dei produttori di olio, è quella di cercare di recuperare degli oliveti splendidi, secolari, che purtroppo sono a rischio di abbandono o sono abbandonati. Ecco, Presidente Renda, abbiamo sentito le ragioni, una delle ragioni fondamentali del successo dell'olio siciliano, altrettanto immagino valga per il vino siciliano, facendo una considerazione generale, ma avete questo problema della siccità, come riusciamo a fronteggiarlo? Intanto condivido quello che ha detto per la produzione dell'olio. Chiaramente noi siamo la fascia del sole e il territorio, questi sono i due grandi segreti della Sicilia. Per quanto riguarda la siccità, chiaramente questo rischia di diventare un problema molto, molto serio, anche se noi abbiamo dei vitigni che già sono nati con le caratteristiche per resistere alla siccità, vediamo il Grillo, vediamo il Nero d'Avola, quindi comunque le problematiche restano. Speriamo che il problema degli invasi siciliani venga affrontato in modo serio e in modo definitivo per affrontare i decenni che ci aspettano. Certo, comunque le prospettive sono, diciamo, incoraggianti e i successi del Vinitalia lo confermano, e questo è un segnale estremamente importante. Ringrazio il Presidente Renda, Presidente del Consorzio per la tutela dei vini di Marsala, e ringrazio naturalmente Enzo Signorelli, che tra l'altro, oltre ad essere componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'olio extravergine DOP del Montetna, è anche un collega, vero? Sì, ho cominciato qui. Avremmo dovuto darci del tu. Se mi autorizza, direttore, sì. Ma che direttore? Io sono Michele. Ma hai cominciato qua? Ho cominciato qua, e ho ancora la testa della Sicilia, ero un giovane fotoreporter, e poi da lì sono andato a Milano, un breve passaggio a Siracusa, dove ho lavorato con i colleghi che venivano dall'ora di Palermo, quindi è stata una scuola molto importante per me. E poi sono andato a Milano. Per rimanerci 15 giorni ci sono rimasto 25 anni. Adesso sono qui. Succede, però adesso siamo tutti qui. Ma abbiamo ancora 20 secondi? Sì. A proposito, perché il grande lavoro che sta facendo il Consorzio di tutela è stato quello di riuscire a modificare il disciplinare e allargare la zona. Questo ha fatto sì che si è chiuso l'anello intorno al vulcano, quindi abbiamo
sono entrati i produttori delle nuove aziende, quindi si sta creando un movimento importante che sta facendo crescere l'olio etneo in maniera molto, molto entusiasmante, e questo, devo dire, è stato un lavoro lungo e complicato perché c'è tanta burocrazia all'Europa, al Ministero, però ci siamo riusciti. Ma complimenti davvero, questa è la conferma di che cosa significa, come dire, concentrarsi e darsi da fare per le cose che si amano, per il proprio lavoro, dando il meglio di sé, davvero. Grazie davvero a Enzo Signorelli e a Benedetto Renda. Adesso noi ci guardiamo il nostro bel almanacco, state con noi. Buongiorno Sicilia. Il 19 aprile si celebra la giornata mondiale della biodanza, coincidente con il compleanno di Ronaldo Toro, il fondatore di questo sistema che unisce danza e benessere psicofisico. In tutto il mondo la biodanza viene onorata con eventi che riflettono sulla visione di vita, salute e comunità. Quando ci innamoriamo il nostro corpo è un vero laboratorio chimico. Dopamina, adrenalina, serotonina si scatenano, provocando batticuore, euforia e perdita di appetito. Questo cocktail di neurotrasmettitori non solo ci fa sentire su di giri, ma può anche ridurre la nostra fame. L'innamoramento è quindi una potente miscela di chimica ed emozioni che ci fa vivere le famose farfalle nello stomaco. Il termine bagger, fondamentale nel volley, ha origini interessanti. Deriva dalla parola cecoslovacca che significa cucchiaio, proprio per il movimento simile a quello di un cucchiaio che raccoglie e solleva. La tecnica del bagger è nata dalla necessità e dall'ingegno. Si racconta che un giocatore cecoslovacco, impossibilitato a usare le mani per palleggiare a causa delle dita perse in guerra, inventò questo metodo per ricevere palle veloci anche oltre i 100 km/h. Bene, è il momento del caffè. Il caffè se lo beve lui, beato lui, eh? Marco Amato tazzina alla frutta. Tazzina alla frutta, ragazzi. Sì, frutta stilizzata in un design anni 70 molto raffinato. Da un punto di vista artistico questo tipo di stilizzazione è assolutamente perfetta, incarna proprio tutto il senso del design anni 70. È una tazza che amo particolarmente, trovata in un mercatino rionale e fu veramente una fortuna per un collezionista come me. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te. Michele, buongiorno Allora, oggi che hai preso di mira? No, scherzo. Essendo venerdì, oggi non metto nessuno sotto i riflettori delle stelle. Ma vi racconto un po' il weekend. Dunque, oggi è una giornata un po' speciale perché il sole arriva in Toro, quindi cambia stagione zodiacale, finisce la stagione dell'Ariete, inizia quella del Toro, quindi passiamo da un segno cardinale ad uno fisso. I segni fissi rappresentano il cuore della stagione e hanno tutti il compito di mantenere l'identità e la coerenza dei dettami della stagione che vogliono incarnare. Toro è segno di primavera ed è il cuore della primavera, mese in cui tutto germina, in cui la natura sboccia, i fiori, le piante e la natura rivendicano la forza della vita. Cosa succede però nello zodiaco? Non solo il sole si sposta in Toro, ma anche la luna oggi è in Vergine, quindi i segni di terra avanti tutta. Toro, Vergine e Capricorno siete i veri e propri protagonisti di questa evoluzione zodiacale. Il Toro ha assolutamente avuto degli anni molto complicati, con l'uragano di nome Urano che ospitano da 5 anni e mezzo e che andrà via dai loro gradi zodiacali a fine 2026. Ad amplificare tutto c'è stato Giove, che è il grande espansore, il punto fortuna, è il pianeta che aumenta tutto quello che incontra nel suo rotare. Quindi il Toro raccomandato nei mesi, come avete sentito, è il fatto di non esagerare, di non fare il passo più lungo della gamba,
però la loro ambizione, la loro bonaria ambizione, perché i Toro sono dei segni di Venere, sono dei segni che agiscono pro bono in generale, adesso si possono sentire un po' più rinforzati dalla presenza del Sole e dal fatto che Giove esce a fine maggio dai loro gradi zodiacali. Un Toro quindi che con la presenza del Sole si ricarica d'energia, perché il compito del Sole è quello di dare energia ai segni zodiacali. Le previsioni sono quindi che per questo mese tutto dovrebbe andare a posto. Il Bailam che chi ha visto protagonisti si risolve piano piano e mette tutto in ordine. A proposito di ordine, non meno puntigliosi in questo sono i Vergine che finalmente si rilassano un po', pensano un po' a loro stessi e si innamorano perfino, perché hanno trovato il tempo e lo spazio mentale di dedicarsi ai sentimenti di cui avevano tanto bisogno. Lo splendido Capricorno, che per adesso le stelle stanno trattando in maniera reale e sontuosa, si avvale quindi di una ritrovata energia di un Sole in Trigono che lo corrobora e che lo porta a essere sempre più deciso e forte nei suoi successi professionali. Cosa fanno gli altri segni zodiacali? Se va bene ai terra, chiaramente i più avvantaggiati sono gli acqua, in particolare il Cancro e i pesci, perché avendo questa posizione in condizione di sestile, il Cancro finalmente riesce a lavorare in team, riesce a varare un progetto con l'approvazione di tutti e anche a mitigare un po' il senso di tensione e di aspettativa che aveva nei confronti di questi suoi progetti, mentre invece i pesci hanno finalmente ritrovato un'energia, una vigoria che serviva. Adesso il sistema funziona per i pesci, adesso le loro idee sono assolutamente realtà e si stanno tramutando in una prassi che a loro dà molta contentezza. Lo Scorpione si ritroverà il Sole in opposizione, quindi lo Scorpione torna a essere ambizioso, ad ambire degli obiettivi che vede chiari o un po' più distante o un po' più in là. Uno Scorpione quindi che sarà solleticato dall'idea del lontano, del viaggio e dell'espansione in generale. Dunque, cosa fanno gli Aria e il Fuoco? I segni di Fuoco, in particolare Ariete, l'Ariete appunto perde il Sole, per cui sarà un calo di energia, ma il Sole va in seconda casa, quindi una prospettiva assolutamente più solida da un punto di vista economico, da un punto di vista pratico, di amori che comunque diventano una realtà, di passioni che diventano vere e proprie relazioni e di un aggiustamento economico necessario. Un po' meno il Leone, perché il Sole in Toro risulta di quadratura, quindi un Leone che ancora si sente stanco, che si sente il corpo confuso e che deve badare a una serie di cose che non sono se stesso, e in queste condizioni il Leone soffre un po', ed è proprio l'ambito lavorativo quello che potrebbe dare un po' più tensione nei termini di dialogo con colleghi o referenti, quindi attenzione. Mentre invece il Sagittario perde il Fuoco, per cui è un po' più in difficoltà rispetto agli altri, ma nella sua confusione sta trovando un'idea geniale per risolvere soprattutto gli affari che riguardano famiglia, figli e logistica. I Sagittario che però proprio in questa settimana avranno un supporto amicale notevole. Gli Aria, i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario. I Gemelli hanno un Sole emotivo di 12ª casa, quindi penseranno un po' più a se stessi, mentre invece la Bilancia perde l'opposizione e quindi va benissimo Acquario, sempre splendido con un Sole di quadratura che la fatica un po' ma pieno di successo. E detto questo, buona giornata e buon weekend a tutta la Sicilia. Buon weekend e buona giornata e grazie Marco Amato. Abbiamo ancora il tempo per dare un'occhiata ai giornali? Una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale, perché c'è un'intervista da Alberto Tripi che è il vicepresidente di Unindustria, dice: non rimpiazza l'uomo, lo aiuta a pensare meglio e non bisogna avere paura del futuro. C'è stato il Rome Technopole, è un esempio di opportunità netta con la tecnologia, quindi accogliere tutte quelle che sono le novità. Perfetto, e adesso noi vi auguriamo buon weekend. Rieccoci
Eccoci, finalmente venerdì, pronti per vivere questo fine settimana. Siamo come sempre pronti a proporvi qualcosa di simpatico da fare in questi giorni. Vi raccomando, prendete nota per non farvi sfuggire nulla. Un'intera settimana dedicata a lui, il gelato artigianale, re della bella stagione. Dolce, rinfrescante, ma soprattutto sano, nutriente, digeribile e adatto a tutte le età. Un alimento completo che per le sue virtù è stato riconosciuto patrimonio di tutta la filiera con l'istituzione di una giornata europea. Per questo c'è la prima festa del gelato, organizzata a Catania e provincia dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi Etnei. Un'iniziativa che dal 15 aprile a domenica 21 delizierà grandi e piccini, grazie a una campagna che coinvolge bar, gelaterie e pasticcerie che esporranno la locandina dell'evento. La promozione, rivolta a tutti i bambini fino a 10 anni, consentirà loro di gustare gratuitamente un buon gelato se accompagnati da un adulto che ne acquisterà un altro. Torna per l'8º anno consecutivo con Formazioni, il festival della primavera palermitana interamente dedicato alla danza e ai linguaggi contemporanei. Dal 19 al 28 aprile con un ricco programma di spettacoli, mostre, incontri e laboratori all'insegna della contaminazione e della pluralità delle espressioni artistiche. Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia di Palermo si esibisce Ignacio Berroa insieme all'orchestra jazz siciliana con il concerto dal titolo Afro-Cuban Jazz Legacy. L'appuntamento è venerdì 19 e sabato 20 aprile alle 19 e alle 21:30 e domenica 21 aprile alle 17 e alle 19:30. Dopo il grande successo di City of Stars e The Greatest Show, l'associazione Uroboros è tornata in scena con un'altra grande produzione, Alexander Hamilton, uno dei più grandi musical di Broadway degli ultimi anni. Una ventata di hip hop ambientata nel post-rivoluzione americana. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 19 e sabato 20 al Teatro Ambasciatori. Il duo comico siciliano formato da Claudio Calsisa e Annandrea Vitrano, in arte I Soldi Spicci, presentano il loro nuovo spettacolo Tutta colpa del poliamore. Saranno a Catania sabato 20 aprile 2024 alle 20, in scena al Teatro ABC di Catania. E anche per oggi abbiamo finito. Ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri imperdibili appuntamenti. Ciao e buon weekend! È davvero buon fine settimana a tutti voi, siamo quasi in conclusione. Vogliamo ricordarvi che oggi, giusto oggi, nel 1989 è nato questo simpatico ragazzo, si chiama Edoardo Derme, conosciuto meglio come Calcutta. Fin da giovane ha coltivato la sua passione per la musica, suonando la chitarra, scrivendo canzoni per diverse band della sua città. Nel corso della sua carriera ha scritto, composto e collaborato con numerosi artisti, fra i quali Elisa, Francesca Michelin, Emma Marrone e Loredana Bertè. Nel 2016 ha pubblicato Oroscopo, brano destinato a scalare in breve tempo le classifiche in Italia. Testo leggero, ritornello facilmente memorizzabile, ritmo che ricorda le sonorità degli anni '80. È stato record di vendita, doppio disco di platino, pensate, grande successo radiofonico e sulle piattaforme digitali. E noi oggi vi lasciamo augurandovi ancora buon fine settimana con Calcutta, Oroscopo. A lunedì! A lunedì!